Serie B-Win. Appassionati. Ben ritrovati da Gaia Brunelli per la 41esima giornata della Serie B-Win, il posticipo del lunedì sera tra Varese e Crotone. Il Varese è sesto, 59 punti, con una vittoria farebbe un bel passo avanti verso i play-off. Il Crotone invece è undicesimo a 51 ed è aritmeticamente salvo, non ha più nulla da chiedere alla propria stagione. Andrea Agostinelli con un 4-2-3-1, Ferreira Pinto, Neto e Oduamadi dietro l'unica punta e Bagua, con il Crotone 4-3-3 con De Giorgio, Pettinari, Torremino in attacco. Attenzione a Ebagua che controlla il pallone, lo gira verso Oduamadi, grande occasione per il Varese. Oduamadi, calcio alto sopra la traversa, la scheggia forse Oduamadi. Ancora Oduamadi, il pallone che rimane lì per Ebagua che la smorza soltanto, para a terra Caglioni. Il tentativo di 1-2 con De Giorgio e Pettinari, ancora De Giorgio va a finire giù in area di rigore, si arrabbia con Rea. Attenzione all'azione di Neto, il fallo da parte di Abruzzese, arriva Borriello, giallo per Abruzzese. Attenzione a Zecchin sul punto di battuta, può partire il sinistro di Zecchin, il palo pieno, non c'è nessuno sulla ribattuta, allontana la difesa del Crotone. Fucino per la rimessa, lunga in area di rigore, il colpo di testa di Ebagua, la rovesciata di Neto, la parata di Caglioni e poi Oduamadi, 1-0, 29 minuti di gioco, passa il Varese, Oduamadi, rivediamo però la grandissima rovesciata di Neto, la parata straordinaria di Caglioni, poi come un falco d'aria Oduamadi trova il tapin vincente col sinistro, Varese in vantaggio. Ci prova adesso il Crotone con il pallone sul secondo palo, il tentativo di De Giorgio che poi la rimette al centro, Pettinari non trova lo specchio della porta, supera Tröst ma non Bressan. Ci prova adesso Galardo, vuole il cambio gioco, interviene Ferreira Pinto, allora c'è campo per Oduamadi, si coordina con il destro, giro, il pallone fuori di un soffio, Oduamadi vicino alla doppietta. Inizia la ripresa sull'1-0 in favore del Varese. Pallone per Matute che allarga sulla sinistra, Torromino, ancora Torromino, prende la mira con il destro, Torromino, Bressani in angolo. Va proprio Torromino dal calcio d'angolo, il pallone dentro, che cucci ancora Bressan a deviare il pallone lontano. Oduamadi. Doppio passo su Matute, va via in area di rigore, Oduamadi, palla dietro forte! Il giovanissimo attaccante del Varese spreca così al suo esordio in Serie B. Ancora forte che viene spinto via da Abruzzese, secondo giallo, l'arbitro Borriello espelle Abruzzese, quindi Crotone in 10. Neto Pereira in mezzo a due, ancora Neto con un numero, entra in area di rigore, Neto Pereira, il pallone con l'esterno per Ferreira Pinto che prova il destro, a fil di palo, esce di un niente il destro di Ferreira Pinto. Attenzione adesso il Crotone, ci prova con Falconieri, fa tutto da solo, azione individuale di Falconieri, poi col sinistro, a fil di palo, vicino al pareggio il Crotone. Pallone dentro in qualche modo, recupera palla Ciano, ancora lui, ancora Ciano, prova il mancino, Ciano 1-1, arriva il pareggio all'86esimo minuto, a 4 dalla fine, sinistro pazzesco da parte di Ciano, Varese 1, Crotone 1. E arriva qui il triplice fischio da parte di Borriello, termina 1-1 la sfida del Franco Ossola tra Varese e Crotone.